Devo dire che sono molto felice di essere qui a presentare non uno ma ben due cataloghi: Artisti Italiani 2021, catalogo Sartori d'arte moderna e contemporanea, e Artisti Italiani 2022, catalogo Sartori d'arte moderna e contemporanea. Finalmente in presenza, finalmente con un pubblico vivo, e per questo ne presentiamo appunto due di cataloghi. L'anno scorso non si era potuto fare per ovvi motivi. Questi nostri cataloghi per noi sono un grosso impegno, è un anno di lavoro ciascuno, un anno dedicato esclusivamente ad invitare artisti che apprezziamo, che ammiriamo, artisti con i quali abbiamo anche lavorato in altre occasioni. Qualcuno è esposto nella nostra galleria, altri hanno partecipato ad eventi alla Casa Museo Sartori a Casteldario, altri semplicemente li stimiamo per il loro lavoro e questa può essere una prima occasione di collaborazione. I cataloghi sono in vendita presso la nostra galleria a Mantova e si possono prenotare nelle librerie avendo un codice ISBN in tutte le librerie di fiducia e anche in internet sui vari siti di vendita online dei cataloghi. Un catalogo realizzato dalla Galleria Sartori, da Arianna, da tutto il gruppo di Sartori. 400 pagine, 242 artisti. Questo è un catalogo straordinario perché ha una caratterizzazione nazionale, non è una cosetta mantovana che rimane qui negli angoli più riposti di questa sonnacchiosa provincia, ma ha un'ambizione di sfidare il CAM, il catalogo d'arte Mondadori, quello che rileva il vecchio Bolaffi, ha l'opportunità di parlare di questi 242 artisti che rappresentano una parte importante degli emergenti italiani o dei artisti affermati che pur sono emergenti, perché gli artisti, come si sa, rimangono sempre grandi, giovani, emergenti, in gamba, non perdono mai la creatività e rimangono eternamente capaci di toccare le corde dell'arte. Poi soprattutto il catalogo è stampato divinamente, è un prodotto anche proprio che nasce in casa, perché l'impaginazione si deve all'Arianna, ma la stampa si deve alla Publi Paolini, che è avvezza a stampare con qualità. Carta patinata, belle fotografie, schede su tutte queste artiste, e qui uno quando lo legge non ha solo un qualcosa che può essere un banale soprammobile, ma una sorta di enciclopedia alternativa, dico sottolineo alternativa perché molti di questi artisti sono quelli che non ci sono nei giornali, nelle riviste patinate più alla moda, ma che rappresentano un orizzonte realistico di quanto si muove nel campo della pittura e della scultura oggi in Italia.